Buongiorno, ben ritrovati con Focus TG. Una clamorosa maxi frode ai danni dell'Unione Europea. Ci sono di mezzo i fondi del PNRR, c'è una conferenza stampa della Guardia di Finanza a Venezia in corso e ci colleghiamo subito. Ci sono arresti e sequestri, sentiamo i dettagli dal procuratore della Repubblica Europea, vediamo. Vendita all'estero, studi di fattibilità appunto su processi di internazionalizzazione delle imprese, transizione green sempre per le imprese, sempre indirizzata però all'export. Queste erano in teoria è una delle misure è la misura del PNRR, cioè il PNRR si divide in vari settori, diciamo, questo è uno dei settori del PNRR. Ed era quello che al tempo, quando abbiamo iniziato, era praticamente concluso. C'erano già state le presentazioni delle domande, c'erano state vagliate le domande che al tempo erano un vaglio meramente automatico da parte del sistema, cioè prendeva i bilanci e verificava che i bilanci fossero compilati con i dati, che ci fossero i dati corretti sui bilanci. Ovviamente non venivano fatte delle ulteriori screening che fa una forza di polizia, ecco, non c'erano due diligence. E poi c'erano appunto già state le erogazioni delle prime tranche, non mai quella a conclusione, perché ovviamente questi si prendevano e scappavano. Tengo a precisare, signor procuratore, che su più di 70 imprese della provincia di Venezia erano due quelle che abbiamo intercettato in questo modo, cioè gli altri soldi sono stati spesi bene, non facciamo confusione. Non facciamo, ecco. E quindi delle 74, 72 hanno lavorato, sì. Hanno presi le... ok. Due Importante. siamo partiti da quelle due, perché poi dopo abbiamo individuato il soggetto che era il riferimento e tutto il resto che girava intorno, tirando le fila di quello. Ma i soldi per la gran parte sono stati spesi in modo assolutamente corretto. Quindi queste due società avevano chiesto in una i 135.000 euro della prima tranche. Allora, questa è la conferenza in diretta, in corso, la stiamo seguendo su questa clamorosa frode ai danni dell'Unione Europea. Sono stati sequestrati 600 milioni, ci sono 23 provvedimenti interdittivi, custodie cautelari, arresti, quindi anche arresti. Alcuni sono in carcere, altri sono agli arresti domiciliari. Si tratta di professionisti del crimine, ci sarebbero di mezzo anche dei commercialisti. È un'operazione che riguarda il Veneto ma anche altre 4 regioni italiane, e cioè Friuli Venezia Giulia, Alto Adige, Toscana, Lazio e Campania. E poi ci sono anche diversi paesi coinvolti, non è soltanto un'operazione che riguarda l'Italia, ma sono intervenute forze di polizia slovacche, rumene e austriache, e sul territorio nazionale in Italia oltre 150 finanzieri stanno eseguendo perquisizioni in Veneto, in Lombardia e nelle altre regioni che vi ho citato. Poi più tardi sentiremo il riepilogo di questa inchiesta con tutti i dettagli dalla nostra inviata Ilaria Marchiori. Ma adesso andiamo alla cronaca e sentiamo in diretta da Trebaseleghe Chiara Gaiani. Purtroppo è morta la donna, la 33enne incinta, che era rimasta coinvolta in un incidente stradale, aveva subito gravi ferite. A te la linea, Chiara. Buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori. Con il collega Andrea Benetti ci troviamo davanti al municipio di Trebaseleghe. Proprio qui il prossimo 11 maggio Valentina Urli, la donna morta nella notte, 33 anni, incinta al 5° mese, avrebbe dovuto sposarsi con il compagno che era alla guida dell'auto coinvolta nel tragico incidente avvenuto proprio la mattina di Pasqua in Corso Stati Uniti a Padova. Il sindaco di Trebaseleghe, Antonio
Fontanella Zoggia ha preferito non parlare, tutta la comunità si stringe attorno a questa giovanissima famiglia che si era da poco trasferita nella frazione di Fossalta di Trebaseleghe e aveva deciso di vivere qui la loro vita insieme con la bambina in arrivo, e che proprio qui appunto avrebbe dovuto coronare il loro sogno d'amore. Un grande dolore, ci ha detto, preferendo però non rilasciarci dichiarazioni al microfono. Un tragico incidente, dicevamo, la notte di Pasqua, la mattina di Pasqua. Le condizioni di Valentina Urli apparse da subito disperate, tanto che la prognosi era parsa appunto da subito infasta, fino all'esito fatale di questa notte nel letto della terapia intensiva di Padova, dove è stata vegliata con amore dalla sua famiglia, giunta da Tarcento nell'Udinese, di dove era originaria Valentina, e dalla famiglia anche del compagno che vive in provincia di Adria. Un'indagine, un incidente su cui la polizia locale di Padova sta ovviamente indagando per ricostruire quanto accaduto. L'esito delle indagini sarà poi inviato alla procura. Tra l'altro la morte di Valentina questa notte potrebbe anche cambiare il corso delle indagini, e ovviamente noi vi aggiorneremo anche su questo. Nel frattempo vi lascerei alla ricostruzione di quanto avvenuto in queste tragiche giornate nel servizio realizzato dalla redazione di Padova. Poi la linea può tornare a voi. L'ultima speranza per Valentina Urli e la bambina che portava in grembo da 5 mesi si è spenta nella notte. È stata dichiarata la morte cerebrale della giovane donna coinvolta domenica mattina in un tremendo incidente stradale in corso Stati Uniti a Padova. La 33enne, originaria di Udine ma residente a Trebaseleghe, era in auto con il compagno Giulio Stoppa. Insieme stavano andando dalla famiglia di lui ad Adria per il pranzo di Pasqua. All'improvviso il veicolo all'altezza della rotatoria tra corso Stati Uniti e via Messico è sbandato, finendo contro il guardrail. Le condizioni della 33enne futura mamma sono parse fin da subito disperate. Per giorni ha lottato nel reparto di terapia intensiva dell'azienda ospedaliera. La polizia locale di Padova è intervenuta sul posto per i rilievi, sta cercando di ricostruire cosa abbia provocato la fuoriuscita di strada dell'auto. Non ci sarebbero altri veicoli coinvolti nello schianto. Unico testimone il 28enne, compagno della donna e padre della bimba che lei portava in grembo. La coppia si doveva sposare a maggio. Nei loro profili social le foto sorridenti dei momenti felici insieme. Purtroppo sale a 22 il numero delle vittime della tragedia del cavalcavia di Mestre. Ricordate l'autobus che era precipitato, rivediamo in queste immagini il tragico incidente, precipitato il grosso mezzo dal cavalcavia di Mestre. 22 le vittime a questo punto, perché è morta la turista spagnola che era stata ricoverata all'ospedale di Padova. A comunicarlo poco fa è stato Luca Zaia, il presidente della Regione del Veneto. Si tratta della turista spagnola Rosalía Rodríguez Méndez, di 52 anni, una persona di grande spessore, innamorata della vita, della cultura e dell'arte, che ha lottato con tenacia contro le conseguenze drammatiche dell'incidente e delle ustioni. A nome mio personale, dice il presidente Zaia della Regione del Veneto, esprimo le più sentite condoglianze ai familiari della vittima, in particolare al fratello della signora, anche lui ricoverato tra i feriti del terribile sinistro, ma dimesso il 26 ottobre scorso. Le condizioni della signora, sottolineato Zaia, erano risultate da subito molto critiche. Ricoverata in codice rosso immediatamente dopo l'incidente insieme ad altri 14 passeggeri, la signora è rimasta in cura a Padova per oltre 5 mesi. Dei 15 pazienti feriti resta ancora ricoverata una bambina di 4 anni, il cui decorso nel reparto di chirurgia plastica risulta regolare. Il mio ringraziamento, conclude il governatore, va ai soccorritori intervenuti in quella tremenda sera e ai medici e ai sanitari che nei mesi successivi si sono occupati di tutti i feriti e dei loro familiari, comprensibilmente sotto shock. I sindacati di polizia hanno lanciato l'allarme dopo gli scontri di Bologna, in cui erano presenti anche 10 agenti della pubblica sicurezza di Padova rimasti feriti. Non siamo dei buttafuori violenti, dicono i sindacati di polizia. Sono 10 i poliziotti padovani rimasti feriti a Bologna durante gli scontri al parco Don Bosco.
Momenti di tensione si sono verificati ieri mattina tra i poliziotti che stavano presidiando l'area transennata del cantiere della scuola Besta e i circa 200 attivisti di comitati cittadini e gruppi antagonisti. Questi ultimi hanno opposto resistenza fin dall'ingresso degli operai della ditta incaricata dei lavori. Il bilancio vede feriti 4 poliziotti del reparto mobile di Bologna, 10 di Padova, un carabiniere e un agente della Digos della città felsinea. I sindacati di polizia si schierano a difesa dei colleghi, ricordando che non si può arrivare alla considerazione che i poliziotti operino come dei buttafuori da strada. Bisogna eliminare, dicono, il rischio del contatto fisico diretto nella tutela di tutti. Quanto accaduto ieri è semplicemente l'ennesima dimostrazione di quanto sia difficile in questo momento gestire l'ordine pubblico in questo Paese. 10 operatori del reparto mobile di Padova feriti sono l'ennesima dimostrazione di quanto il prezzo che la Polizia di Stato attraverso i propri poliziotti paga sia un prezzo troppo alto e insostenibile. Servono misure concrete, servono misure urgenti, perché il poliziotto non può essere considerato un buttafuori da strada, non può occuparsi di risse e di contenziosi che portano ad ogni tipo di evento di ordine pubblico il poliziotto all'ospedale. Bisogna fermare questo circolo vizioso. Questo circolo vizioso è un danno per l'economia di questo Paese, per i contribuenti, ma è un danno per le famiglie e per i poliziotti stessi che sono chiamati a dover far rispettare l'ordine e la sicurezza pubblica. Ancora cronaca, aveva trascorso una serata al Pride a Padova e dopodiché aveva incontrato un 32enne senegalese che l'ha molestata e poi violentata e a questo punto è a processo per stupro. Violentata dopo aver trascorso una serata al Pride, la vittima è una 23enne cubana che lo scorso 29 giugno ha denunciato di essere stata stuprata da un 32enne senegalese, suo amico, con cui aveva trascorso una serata. La giovane ha raccontato di aver bevuto alcolici e quando ha ospitato in casa della sorella Kadoneg il 32enne è stata costretta ad avere con lui rapporti sessuali per tutta la notte. L'uomo avrebbe approfittato dello stato di incapacità della ragazza di difendersi. La giovane il mattino seguente ha denunciato tutto ai carabinieri che hanno ritenuto credibile il suo racconto. Il 32enne senegalese è comparso ieri davanti al giudice per le indagini preliminari. Con il rito abbreviato il pubblico ministero ha chiesto uno sconto di pena da 4 anni. La sentenza è prevista per il 17 aprile. Abbiamo i titoli del Corriere del Veneto: autonomia, Zaia vuole tutto, scontro con De Luca Junior in audizione alla Camera, è successo ieri. Ucciso al bar, dietro il delitto, l'aborto imposto alla figlia della vittima in Kosovo e la faida tra clan kosovari e l'omicidio fiera di Treviso. Vediamo su questa notizia gli sviluppi in questo servizio. Si tratta del video di una delle aggressioni subite da Rajip Kolgeci, il 52enne di origine kosovara, ucciso a Fiera nei pressi del bar La Musa in viale 4 novembre, in quella che per la procura è stata un'azione punitiva. Immagini queste che secondo l'accusa dimostrerebbero gli antefatti che avrebbero innescato la scintilla. Tutto sarebbe nato in Kosovo da un fatto familiare. La figlia della vittima sarebbe stata costretta ad abortire dall'ex fidanzato, fatto che avrebbe scatenato una serie di episodi di violenza. Effettivamente ci sono dei fascicoli presso i tribunali del Kosovo che attestano queste situazioni. Il problema sarà verificare se effettivamente l'omicidio di cui stiamo parlando ha in qualche modo avuto una scaturigine da quei fatti. In un certo qual modo sembra esservi un collegamento, al momento forse un po' sottile, però probabilmente ci sarà da approfondire. Questo potrebbe cambiare di fatto lo scenario. Ci potrebbe essere il rischio di individuare un'aggravante diversa rispetto a quelle contestate e quindi anche più grave il fatto omicidiario rispetto a quello che oggi viene contestato. Quello della premeditazione? Certo, se dovesse emergere un collegamento di questa natura c'è la possibilità di una contestazione nuova.
In aula a raccontare questi episodi il figlio della vittima, Castiot Kolgeci. Dopo vari pestaggi fra le due fazioni in Kosovo, l'ex fidanzato della sorella avrebbe assoldato Afrim Mansouka promettendogli del denaro se avesse ridotto Castiot su una sedia a rotelle. L'Afrim aveva assolutamente respinto al mittente questa proposta di vendetta. A questo poi va ad aggiungersi un prestito di 500 euro che Castiot avanzava da un protetto di Mansouka. In Italia le due fazioni hanno iniziato ad incontrarsi fino al tragico 12 ottobre, a quella che ormai viene definita l'azione punitiva finale. Mansouka avrebbe ordinato alla vittima di chiedere scusa davanti a tutti. Al rifiuto è scoppiata la rissa terminata nel delitto. Secondo l'accusa, Afrim Mansouka, 52 anni, anche lui kosovaro, accoltellò Kolgeci alla gamba perforandogli l'arteria, mentre il nipote, il 33enne Valmir Gashi, lo colpì con una mazza in testa. Il mio assistito nega categoricamente innanzitutto la ricostruzione dei fatti che sono stati oggi raccontati, riferiti in udienza dal testimone, nega assolutamente di aver colpito in alcun modo il Kolgeci Ragip e nega assolutamente di essere stato armato nel corso della rissa. La prossima udienza il 17 aprile. Vice Daniela Sizia, torniamo in diretta alla conferenza stampa della Guardia di Finanza sulla maxi frode ai danni dell'Unione Europea, 600 milioni sequestrati, 22 ordini di custodia cautelare. Tra poco sentiremo Ilaria Marchiori, ma sentiamo proprio la voce di uno degli ufficiali della Guardia di Finanza che sta tenendo la conferenza stampa. Che possono essere ricollegati a ipotesi di riciclaggio o autoriciclaggio, con particolare riguardo all'utilizzo di wallet di criptovalute, in particolare su tre exchange che peraltro ci hanno dato la massima collaborazione nel fornire e nel cercare di deanonimizzare quanto più possibile i flussi che sono transitati, i flussi di valore e criptovalute che sono transitati attraverso i wallet riconducibili ai soggetti. Peraltro abbiamo individuato, come diceva il signor Generale, anche software di intelligenza artificiale utilizzati in maniera estremamente avanzata proprio per ridurre a zero il tempo di realizzazione di falsificazione dei documenti posti a base delle domande di finanziamento e delle pratiche da caricare sui portali web, ma l'elevazione che è stata, l'attenzione al tecnicismo l'abbiamo rilevato fin dalla prima fase di intercettazione, proprio nella creazione dei bilanci falsi, perché ovviamente abbiamo studiato qual era la modalità tecnica per cui queste informazioni in qualche modo riuscivano a bucare i sistemi di controllo automatizzato del portale Siemens per il caricamento, perché c'era un controllo automatizzato con i sistemi di infocamere dei registri di Camere di Commercio che davano l'ok, dice sì, il soggetto ha presentato il bilancio del 2019, del 2020 e quindi l'istruttoria, la domanda può essere presentata. Quindi sono soggetti, esatto, poi abbiamo accertato che non era vero, quindi sono soggetti che conoscono molto bene i tecnicismi, quindi di controllo anche automatizzato che sono sottesi all'utilizzo dei portali web e questo vogliamo chiamarla la ciliegina sulla torta. Abbiamo individuato nel corso di una perquisizione questa mattina anche un computer quantistico che, per quanto mi riguarda, non abbiamo mai sequestrato durante le nostre attività come Guardia di Finanza. Il computer quantistico è è un computer tradizionale ma molto avanzato proprio per consentire innanzitutto attività di elaborazione dati di estrema grandezza come data mining, ma anche per ad esempio utilizzare algoritmi criptografici nonché software di intelligenza artificiale. Ovviamente poi saranno. Insomma, quindi avete sentito un'organizzazione criminale dotata di mezzi sofisticati, addirittura un computer
quantistico, 600 milioni sequestrati, tutti i fondi del PNRR. Tra i valori sottoposti a sequestro spiccano appartamenti e ville signorili, importanti somme in criptovalute, orologi di alta fascia tipo Rolex, gioielli Cartier ed altri, auto di lusso, Lamborghini, Porsche, Audi, tali beni unitamente agli oltre 600 milioni di crediti sono oggetto di sequestro nel corso delle operazioni odierne, ha specificato la Guardia di Finanza di Venezia. Adesso andiamo a Monastier da Marta Marangon, perché qui invece si tratta non di grandi organizzazioni criminali ma di due minorenni che non hanno esitato a derubare un'anziana, le hanno svuotato l'appartamento, hanno rubato l'auto e poi sono anche andati a comprarsi una PlayStation, ma ci racconta tutto Marta Marangon. A te Marta. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori che ci stanno seguendo da casa. Sì, siamo a Monastier, dove si è verificata questa vicenda dai contorni preoccupanti, soprattutto per la giovanissima età dei due protagonisti. Si tratta di due ragazzini minorenni che sono entrati alla fine dello scorso febbraio nell'abitazione di una signora che vive qui appunto a Monastier, una signora anziana che vive sola. Sono entrati nottetempo nella sua abitazione forzando la porta ed hanno rubato la borsa della donna, all'interno della quale c'erano diverse carte di pagamento e le chiavi della macchina. Sono quindi scappati con la macchina della signora per poi andare a divertirsi con le carte di credito appunto rubate. Sono andati in dei locali, hanno fatto delle consumazioni, hanno giocato alle macchinette e poi, utilizzando una PostePay, hanno anche comprato online una PlayStation. Subito ovviamente sono scattate le indagini dei carabinieri che, seguendo le tracce lasciate dalle carte di credito, sono riusciti a risalire ai negozi dove erano stati fatti gli acquisti e da qui, grazie alle telecamere di videosorveglianza degli esercizi, ad identificare i due ragazzi. Si tratta di due giovanissimi, hanno 17 anni e sono stati denunciati. Una vicenda quindi che riaccende nuovamente i riflettori sulla questione del disagio giovanile, delle baby gang che stanno imperversando dalle grandi città finanche ai piccoli comuni come appunto quello di Monastier. Qui con me abbiamo la sindaca di Monastier, Paola Moro. Sindaco, un evento diciamo che comunque vi sta preoccupando, quello accaduto lo scorso febbraio. Beh, innanzitutto appunto voglio fare un ringraziamento ai carabinieri per il loro lavoro anche veloce di indagini che ha portato insomma ai risultati di individuazione di questi ragazzi. Quello che preoccupa è l'età, insomma si tratta di minori e quindi non c'è nessuna considerazione per giustificare atti che sono gravissimi, sono dei reati penali gravi e quindi va fatto tutto quello che serve per reprimerli e perché insomma non facciano anche magari da esempio insomma per altri coetanei. Come comune noi facciamo anche, abbiamo messo in atto e mettiamo in atto anche tante politiche giovanili, insomma tante attività, tanti progetti, però è chiaro che questi esempi appunto di 17enni che entrano in abitazioni private forzando la porta, rubando e poi andando così tranquillamente, beatamente a spendere quanto appunto rubato, sono veramente oltre, insomma, e vanno repressi con tutte le forme possibili. Non c'è assolutamente nessuna pazienza e giustificazione a questo, ecco. Ecco, politiche giovanili ma senz'altro anche un coinvolgimento delle famiglie, no? Questi ragazzini erano in giro per il paese nelle prime ore del mattino. Sì, questi ragazzini che vengono anche da fuori e appunto scorazzano nei paesi oppure anche in centro città ad ore improponibili
della notte. È chiaro che insomma qui manca anche il controllo della famiglia, e la famiglia non solo va incontro a problemi gravi sotto il profilo educativo, insomma, ma anche problemi gravi sotto il profilo anche economico, perché appunto ricordiamoci che sono reati penali e quindi serve essere anche assistiti da un avvocato. Insomma, non sono cose né semplici né tanto meno insomma consolanti, quindi è bene che ci sia, come dire, una sorta di alleanza tra ente locale, tra appunto forze dell'ordine, tra anche scuola e le famiglie soprattutto. Abbiamo un costante rapporto e coordinamento anche con i carabinieri, abbiamo anche la loro disponibilità a venire a parlare anche nelle scuole, perché è bene insomma che i ragazzi sappiano quali sono anche i rischi che corrono, non dico quando fanno la bravata, la ragazzata, insomma, ma quando insomma si spingono oltre certi limiti, e poi appunto le famiglie che sono, come dire, anche a loro tutela tenute al controllo, insomma, se non altro insomma degli orari quando i ragazzi sono fuori. Qui c'è insomma da dire che erano fuori di notte, ecco. Ecco, allora, questo quanto successo a Monastier, restituisco la linea allo studio. Grazie Marta Marangoni, alla sindaca di Monastier Paola Moro. Vediamo un titolo della tribuna di Treviso. Vedete, c'è un vigile del fuoco, vuole gettarsi dal tetto, è stata fermata dai pompieri, così abbiamo salvato la vita della ragazza. Il vigile del fuoco Alberto Velo all'alba ha coordinato l'intervento per distogliere una 26enne di Volpago dalla volontà di farla finita. Adesso andiamo a Vicenza perché c'è stato un gravissimo episodio, una signora anziana picchiata da un balordo con un bastone, si era rifiutata di dargli l'elemosina. Siamo in via Bedeschi, dove ieri sera, proprio al di fuori del supermercato che ho alle spalle, si è consumata un'aggressione ai danni di una signora anziana. Un malvivente le chiedeva l'elemosina, questa signora si è rifiutata, il malvivente le ha strappato dalle mani il bastone e l'ha picchiata con il bastone. Sono in compagnia di uno dei residenti che ha assistito alla scena comunque a pochi minuti dopo. Sì, stavo uscendo con il cane e ho trovato la signora che l'ambulanza la stava caricando nel lettino, sangue per terra. Mi hanno raccontato appunto cosa era successo. Purtroppo non è il primo episodio che questa persona che staziona qui tutti i giorni commette. È già stato denunciato dal condominio, da me. Mi ha inseguito una volta all'interno del supermercato e ha cercato di rompermi una bottiglia in testa. Noi viviamo nel terrore con questa persona che a volte è lucida, ma quando beve si comporta in questa maniera. Addirittura voi avete predisposto il condominio con delle reti, con la vigilanza privata, voi condomini? Sì, siccome ci stalkerizza, per cui non riusciamo più a entrare neanche dalla porta senza essere insultati e aggrediti, e abbiamo fatto una recinzione del condominio di tutta quest'area. Abbiamo assunto una guardia privata per un periodo perché lo tenesse lontano da questa zona. Poi quando la guardia ha smesso perché non veniva più, lui è ritornato e ha ripreso. La questura l'ha già portato 3 volte in un centro per il rimpatrio, ma lui ogni volta torna ed è più cattivo del solito. Non è possibile vivere in questo modo a casa propria, nella propria residenza. Ecco, l'avete sentita, questa è la rabbia dei residenti. L'uomo è già noto alle forze dell'ordine. Ieri l'intervento immediato della questura ha canalizzato le immagini di videosorveglianza. L'uomo è stato intercettato e portato appunto in questura. Grazie molte a Luisa Bertini da Vicenza. Adesso torniamo a Treviso per un uomo che travolse ed uccise un ciclista, rapinò 3 automobiliste e speronò un'auto dei carabinieri che erano intervenuti per bloccarlo. Steve Quintino, così si chiama, sarà sottoposto ad una nuova perizia psichiatrica. Per la difesa era incapace di intendere e di volere al momento dei fatti.
Aveva seminato il terrore fra Riese e Onè di Fonte, rubato 3 auto, sfrecciato a folle velocità lungo la strada, aveva travolto ed ucciso un ciclista, Mario Piva, 67 anni, che stava andando a trovare la figlia in bicicletta. Poi aveva speronato l'auto dei carabinieri che stavano cercando di bloccarlo. Stevie Quintino, 20 anni, condannato in primo grado a 12 anni per omicidio stradale, rapina e duplice tentato omicidio, ora verrà sottoposto ad una nuova perizia psichiatrica. Lo hanno deciso i giudici della Corte d'Appello di Venezia, accogliendo sostanzialmente i motivi del ricorso presentato dal legale del giovane, l'avvocato Paola Miotti. Per la difesa, il ragazzo era incapace di intendere e volere al momento del fatto. Il giudice nella scorsa udienza non aveva accordato a Quintino la semi-infermità mentale. L'incarico verrà conferito il prossimo 23 aprile ad un medico del REMS di Nogara, struttura in provincia di Verona. Perizia che dovrà stabilire se il giovane fosse capace di intendere e volere quel tragico giorno del 1 ottobre 2022 e anche se sia capace di stare a processo. Quintino ha un padre gravemente schizofrenico, sindrome mentale che di fatto può trasmettersi per via ereditaria. Per il perito della difesa, il 20enne avrebbe un quoziente intellettivo di un bambino di 8 anni. L'avvocato Miotti nel ricorso non solo ha argomentato che la schizofrenia è ereditaria, ma ha anche sottolineato che combinata con l'assunzione di marijuana, il giovane aveva assunto stupefacente, può creare una psicosi da delirio allucinante. Torniamo in diretta a Venezia, alla conferenza stampa della Guardia di Finanza, perché il procuratore aggiunto europeo è al microfono di Ilaria Marchiori e si tratta della maxi frode ai danni dell'Unione Europea. Sentiamo. Procuratore europeo delegato di EPPO, e da lì è stata aperta l'indagine che si è svolta secondo quello che prevede la normativa EPPO, cioè l'indagine in Italia si svolge per le attività da compiere in Italia secondo la normativa italiana. C'è stato poi bisogno di compiere alcune attività all'estero, quindi si sono usati gli strumenti normativi che la normativa europea prevede per le indagini in stati diversi da quello in cui opera il procuratore che conduce l'indagine, sempre ricordando che EPPO è un ufficio europeo unitario, quindi non si parla più di autorità di stati diversi, ma si parla di colleghi del medesimo ufficio, anche se di nazionalità diverse. Nel dettaglio che cosa avete scoperto, tanto per far capire? Una serie di attività che tendevano a ottenere dei fondi europei senza giustificazione, quindi una rete di società che era stata costituita a questo fine, e quindi fondi europei che venivano asseritamente, ovviamente stiamo parlando di livello di indagine, però secondo quello che si è potuto verificare finora, che venivano sottratti alla finalità per i quali avrebbero dovuto essere destinati, insomma, quindi una sottrazione di fondi europei al loro scopo naturale, diciamo così. Grazie a voi. Allora, avete capito, la sottrazione illecita di fondi europei alla faccia nostra, nel senso che sono fondi che dovrebbero andare per la transizione ecologica, per i settori più disastrati, per migliorare le condizioni di vita degli europei, e ci sono i soliti che invece se li intascavano illegalmente con mezzi sofisticatissimi, no? Avete sentito un computer quantistico, una serie di società fasulle che dicevano di vantare dei crediti. Allora adesso passiamo dai predatori, dai cyber predatori ai predatori veri e propri, che sono i lupi. Sull'altopiano di Asiago continuano a colpire, hanno divorato l'altro giorno delle caprette. Andiamo subito in diretta da Sharon Di Carlo. Con riferimento a tutti i soggetti. Buongiorno a tutti i telespettatori, l'ho detto lei, ennesima predazione qui sull'altopiano, uccise pochi giorni fa, l'altra sera 2 caprette. Sono con l'allevatore Alberto Rigoni, buongiorno. Buongiorno. Che cosa è successo? Ci racconti? Niente, come ogni mattina sono arrivato qui nel recinto per dargli un po' di mangime e non ho visto più nulla, e allora sono entrato e
ho trovato alcuni brandelli delle caprette, in più i lupi, ho capito che erano entrati i lupi come si poteva aspettarci, perché ormai in altopiano queste cose sono all'ordine del giorno. Voi avevate cercato comunque con delle travi in legno di coprire i buchi per farle entrare, ma direttore, loro hanno proprio spostato queste travi, corretto? Sì, sono riusciti a togliere una tavola in legno, radicarla al terreno, scavare sotto ed entrare. Per carità non c'era la corrente, però questo recinto era abbastanza sicuro, ecco. Non è che possiamo ridurci come delle basi militari e mettere gli animali nelle basi militari, ecco. Poi direttore, un'altra cosa, grazie alle immagini di Alessandro Costacurta che ci fa vedere, vi facciamo vedere proprio a tutti i telespettatori un'orma di lupo. Se Alberto per piacere può mettere il piede per capire quanto è grande, perché forse dalla telecamera non si riesce a capire, ma è grande come una mano, è enorme questa impronta. Quanti erano i lupi? Ma secondo me 7-8, ecco, comunque hanno mangiato tutto a parte l'interno delle caprette e non abbiamo più trovato niente. Che poi questa è una situazione che continua a ripetersi. Prima mi raccontava che questi 8 lupi girano tutto il giorno, anche di giorno, che forse non è proprio l'ora in cui si aspetta di vederli, proprio per tutta qui la zona. Girano, hanno un percorso prestabilito. Noi non siamo più tanto tranquilli, avevamo anche l'asino, abbiamo dovuto portarlo in pianura perché sennò ce lo mangiavano, e i cani dobbiamo rinchiuderli ogni sera, cioè non abbiamo più le libertà di prima, ecco, questo è un grosso problema, il lupo. Poi lei ha anche un agriturismo, quindi mi diceva che adesso inizia la stagione e ha paura di attacchi anche, non so, a dei cani degli ospiti, dei turisti che arrivano qua, perché la sera magari portano a spasso il cane e c'è la possibilità che si trovino davanti un lupo. Beh, sicuramente il lupo non è che sia può attaccare il cane, sicuramente, ecco, questo è un grosso problema. Dovremmo aspettare le istituzioni che risolveranno questo problema, forse, non so, se qualcuno verrà in altopiano a trovarci. Ecco, io sono preoccupato sia dal punto di vista turistico che dal punto di vista, essendo anche allevatore, di portare i miei animali al pascolo. Non si sa mai quanti se ne portano e quanti ne arrivano a casa, perché purtroppo siamo sempre soggetti a questi attacchi. Una volta tocca un allevatore, una volta tocca un altro allevatore, ecco. Anche perché non c'è più una regola. Non c'è più una regola, questi si sono moltiplicati a dismisura e fanno branchi sempre più grandi e non sono mai stati un po' dissuasi a venire nei centri, non hanno nessun predatore e quindi questi continuano a fare queste razzie. Anche perché voi non sapete più come comportarvi, avete cercato di mettere delle travi, portate dentro gli animali, però comunque queste predazioni ci sono ancora e non finiscono. Sì, si possono usare anche questi metodi, ma non è che tutto, anche le malghe eccetera, possiamo metterci la rete con l'elettrificatore e tenere tutti gli animali dentro, ecco. Il nostro scopo è quello di lasciare gli animali fuori, perché in altopiano tutti vengono per vedere gli animali fuori e non dentro alle reti di contenimento, e questo ormai è difficile farlo, ecco. Quindi mi dovranno anche dire se devo continuare a fare l'allevatore o se devo andare a piantare vigne di prosecco da altre parti, ecco, perché questo è un problema, bisogna risolverlo. Sono anni che ci girano attorno e nessuno prende un provvedimento. Grazie ad Alberto Rigoni. Direttore, io vi lascerei con l'impronta del lupo perché veramente è eloquente. Da Asiago è tutto, vi restituiamo la linea. Grazie molte a Sharon Di Carlo, al suo ospite. Vediamo la prima pagina dell'Arena di Verona, che è il quotidiano più antico d'Italia. Paralizzato dopo un tuffo al mare, servono soldi per curare Riccardo. È un appello. E poi lo scomparso nel nulla da 2 settimane, avvistato a Vicenza, aiutateci a trovarlo. La primavera accelera, mini ondata di caldo in arrivo, domenica gran sole e 25 gradi. A Treviso situazione sempre molto preoccupante, soprattutto in zona della stazione ferroviaria. Torniamo sulla rissa di ieri che ha visto protagonisti dei ragazzi alle prese con un cappellino di un coetaneo a cui volevano sottrarlo, e rissa con calci e pugni. Io ho visto praticamente che c'erano questi ragazzi che provavano a fare un po' i bulli con quest'altro ragazzo, gli hanno preso il cappellino e poi la storia andava avanti, quello lì diceva dammi il cappellino così e
A un certo punto sono arrivati alle mani. Sono venuti alle mani con pugni, calci, solite cose. Solite cose perché succedono? Solite cose perché le vedi dai video, le vedi sul giornale, su Antenna 3, le vedi da qualsiasi parte, in poche parole, dai. Il copione si ripete nel quadrante più caldo di Treviso attorno a mezzogiorno, quando una banda di ragazzini tenta di rubare un cappellino a un coetaneo. In molti assistono alla scena, il parapiglia e generale, protagonisti quasi tutti minorenni. C'erano 7, 8, 10. Sì, una decina di ragazzi e per un cappellino da 5, penso 10, chissà, magari anche 50 euro, per niente, uno gliel'ha levato e si sono cominciati a prendere a pugni tra marocchini, ragazzi di colore, albanesi, kosovari, c'era un po' di tutto, un mix. Italiani? Quanti ragazzi? Erano in 8, in 9, però contro un italiano e l'italiano è sempre... Hai capito, preso di mira. Ancora una volta la logica del branco e a poco serve il tentativo di stemperare i toni. E siamo arrivati noi con i nostri amici, gli abbiamo detto non fate i bulli, gli abbiamo detto dagli il cappellino così, hai capito, perché non si fa. Cioè anche adesso tu vai da uno, solo perché ti piace il cappello glielo prendi, così non ha senso, non ha senso. E poi è scoppiata questa rissa. Questa in poche parole, questa rissa così, hanno iniziato a prendersi a pugni lì proprio dalle scale della stazione. Questo ragazzo voleva fare il duro così, capito, e gliel'ha voluto prendere. Questo ragazzo era un marocchino tutto con il giubbotto, con il cappuccio, bravo. Sì, che fanno casino. Quei ragazzi sono sempre qua in giro e fanno casino. Vogliono fare soldi così nella strada, hai capito? Quelli non va bene, non lavorano, non fanno un cazzo, hai capito? E escono per da fare casino. La gente è questa che gira a Treviso e sono sempre i soliti. C'è stato un incendio nella notte a Mestre, alla Gazzera, sono stati salvati 2 anziani che erano all'interno di questa abitazione in cui si sono sviluppate delle fiamme. Per fortuna si è riusciti ad evitare il peggio. Ovviamente si sta indagando sulle cause dell'incendio. Rivediamo i funerali dei 3 morti della famiglia che è stata divorata dalle fiamme a Chioggia, la famiglia Scarmanati. I funerali si sono svolti ieri all'Orto Mercato, al mercato ortofrutticolo dove questa intera famiglia lavorava. E lutto cittadino oggi a Chioggia, più di 1000 le persone sedute con compostezza e rigoroso silenzio al capannone dell'ortomercato di Brondolo per l'ultimo saluto alla famiglia Boscolo Scarmanati, morta nel tragico rogo di casa nella notte della Domenica delle Palme. All'interno del capannone le 3 bare, una accanto all'altra, tutte identiche con le stesse rose, bianche per Gianni, 64 anni, la moglie Luisella Veronese, 59 anni e il loro figlio Davide, 27 anni. In disparte, prima in piedi in un angolo, poi seduto in prima fila, l'altro figlio della coppia, Fabio. Era stato lui a proporre il capannone come luogo per le esequie dei suoi familiari, visto il forte legame del padre con il territorio clodiense, in particolare con il mondo agricolo e della ristorazione. A celebrare l'omelia il vescovo di Chioggia, Giampaolo Dianin. I volti e le storie di Gianni, Isella e Davide ci hanno accompagnato lungo tutta la settimana santa. Il dramma della passione e della morte di Gesù li abbiamo vissuti con loro, abitati dal dolore di Fabio e degli altri familiari. Commovente e molto partecipato il ringraziamento del vescovo di Anina a quanti hanno cercato di mettere in salvo la famiglia con coraggio e amore gratuito, dice. E con tanta generosità hanno chiamato, si sono attivate, hanno cercato di raggiungere con una scala il piano superiore, ma era troppo tardi. Vogliamo tutti dire un grande grazie a queste persone per il loro coraggio, un segno grande di amore gratuito alla vita. Dall'altare anche la commozione degli amici di Isola Verde del camping nel ricordo di Davide, nel cercare di dare conforto all'unico superstite, il fratello Fabio. È sempre stata una persona che non ha mai chiesto niente e che ha dato tutto a tutti. È stata una persona che ha messo a disposizione le sue risorse, i suoi spazi, casa sua, ci ha aperto le porte di casa sua
Esequie anche con le alunne della quinta E di Luesella e con il pianista fuoriposto Paolo Zanarella, amico della famiglia, e con tante autorità e il sindaco. Una comunità riunita e sappiamo, insomma, una tragedia che ha colpito non solo purtroppo la famiglia loro, ma un'intera città. Servizio di Anna Maria Parisi, vediamo la politica. La novità di pochi minuti fa è quella della Camera che ha respinto la mozione di sfiducia per il ministro del Turismo Daniela Santanchè, 213 i no. Giuseppe Conte, maggioranza compatta solo per gli amici, così ha commentato il presidente del Movimento 5 Stelle. È stata respinta ieri anche la mozione di sfiducia nei confronti del ministro per le infrastrutture e vice premier Matteo Salvini. Andiamo avanti con la politica, ma vediamo quella locale. Grande caos a Bassano del Grappa in vista delle amministrative, con due candidati sindaci, anzi 3 candidati sindaci. Nel centrodestra Nicola Finco da una parte e dall'altra Elena Pavan, che è stata espulsa dalla Lega perché ha formato una sua lista civica. Vediamo il servizio della nostra redazione bassanese. Alla fine l'annuncio tanto annunciato è arrivato. Elena Pavan si ricandida con una lista civica. Verrebbe da dire che ve l'avevamo detto fin da gennaio. Clamorosa indiscrezione in vista delle elezioni. Lega e Fratelli d'Italia scaricano Elena Pavan. Stallo in maggioranza sulle comunali. Elena Pavan diventa l'ago della bilancia tra Lega e Fratelli d'Italia. Partiamo da qui perché l'attuale sindaca di Bassano ha dichiarato di essere venuta a conoscenza della decisione della Lega, suo partito di appartenenza, solo poche ore prima della conferenza di metà marzo, quella in cui Nicola Finco è stato presentato come candidato della coalizione di centrodestra con la benedizione di Lega, Forza Italia, DC e Italia Viva. In realtà le cose non starebbero così, perché risulta ufficiale già da gennaio la decisione del suo partito e tutto questo è stato messo nero su bianco su documenti ufficiali del Carroccio. Quindi, come si spiega la sorpresa di Elena Pavan, che ieri ai nostri microfoni, rispondendo a una domanda su come e quando ha saputo di non essere lei la scelta da portare avanti per la Lega, ha detto così. Il giorno prima della sua candidatura era da diverso tempo che non lo vedevo, non lo sentivo, l'avevo anche cercato telefonicamente, non mi ha mai richiamato, non mi ha mai risposto. Si è presentato in municipio insieme ad Andrea Viero comunicandomi che ci sarebbe stato questo annuncio da parte sua. E adesso che la candidatura con una sua civica è ufficiale, diventa di conseguenza ufficiale a sua volta l'espulsione di Elena Pavan dalla Lega. Lo dice il regolamento del Carroccio. Chi si mette contro la Lega esce dalla Lega. Un'equazione semplice con cui Elena Pavan adesso deve fare i conti, perché la sindaca è stata cancellata anche dalle chat del partito e non è più una tesserata Lega. Ma anche questo si sapeva, come si sa già che a sostegno di Elena Pavan ci sarà Fratelli d'Italia e magari l'UDC, da non confondere con la Democrazia Cristiana che sostiene Nicola Finco. Tutto chiaro? Verrebbe da dire quasi. Il pastone politico, così si chiamava una volta nei giornali, di Alex Giuliano. Adesso torniamo a Venezia, si è conclusa la conferenza stampa della Guardia di Finanza sulla maxi frode ai danni dell'Unione Europea, ma sentiamo in diretta i dettagli da Ilaria Marchiori. A te, Ilaria. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai nostri telespettatori. Come detto, si è appena conclusa la conferenza stampa qui nella sede maestrina della Guardia di Finanza. Insieme a me il comandante provinciale della Guardia di Finanza Giovanni Salerno. Allora, comandante, un lavoro di sinergia con la Procura europea e la Guardia di Finanza. Si può definire anche la prima indagine in tal senso in Italia?
È sicuramente l'indagine nel settore della spesa pubblica più importante che la Procura europea ha portato avanti da quando è stata istituita nel giugno del 2021 e che ha consentito di raggiungere il risultato che abbiamo commentato in conferenza stampa, in quanto le potenzialità della Procura europea in termini proprio di dialogo e di cooperazione anche con gli altri paesi dell'Unione Europea è sicuramente un grandissimo valore aggiunto. Questa indagine nasce da un'attenta analisi, un attento monitoraggio di tutti i finanziamenti erogati a favore di imprese operanti in provincia di Venezia relativi a fondi PNRR che avrebbero dovuto aiutare le piccole e medie imprese a essere presenti sui mercati esteri, quindi cosiddette internazionalizzazioni di queste imprese. Da questo monitoraggio ci siamo resi conto però di alcune anomalie con riferimento ad alcuni soggetti che avevano presentato dei bilanci che dovevano corroborare, diciamo, il finanziamento, bilanci che però presentavano delle anomalie in quanto incongruenti con altri dati tipo le dichiarazioni dei redditi. In sostanza, semplificando, vi era presentato un bilancio dove si indicavano determinati ammontari di ricavi e di fatturato, ma non trovavamo la corrispondente dichiarazione dei redditi. Questo ci ha portato ad accendere il faro, a capire che questi bilanci erano stati predisposti in maniera fraudolenta, falsa. Da lì è partita un'indagine che si è andata pian piano espandendo, sia con riferimento ai soggetti coinvolti, sia con riferimento proprio alla capacità di questi soggetti di cercare di intercettare erogazioni pubbliche in qualunque contesto fosse stato possibile. Specifichiamo che si tratta di falsi imprenditori, non veri imprenditori. Di quante persone parliamo e soprattutto di quanti soldi? Allora, questa indagine ha portato all'emissione di una misura cautelare nei confronti di 23 soggetti, 8 in carcere, 14 ai domiciliari, più un'interdittiva. L'ammontare di sequestro che è stato autorizzato dall'autorità giudiziaria è di oltre 600 milioni di euro. Ecco, il dato importante è che non si tratta di imprese che lavoravano, operavano, stavano sul mercato, che erano interessati effettivamente ad una presenza sui mercati esteri, ma di soggetti che hanno predisposto documentazione idonea a trarre in inganno il soggetto erogatore di queste somme. Un'indagine complessa, difficile anche, comandante, da sintetizzare, per cui la ringrazio molto. Se non ci sono domande specifiche, io qui da Mestre restituisco la linea allo studio. Grazie molto a Ilaria Marchiori, al comandante provinciale della Guardia di Finanza Salerno. Vediamo una manifestazione che si svolgerà sabato per difendere il diritto alla salute e alla sanità pubblica in Veneto. Sentiamo, vediamo. E oggi purtroppo la salute del cittadino viene in dipendenza a seconda della grandezza del proprio portafoglio. È stata ribattezzata Torniamo in piazza, la manifestazione regionale per la sanità pubblica, in programma a Mestre sabato 6 aprile, con ritrovo alle 14 alla stazione dei treni. La salute non è un profitto, si legge nel volantino di presentazione dell'iniziativa. La sanità pubblica è ciò che ci spetta. Ci aspettiamo una manifestazione partecipata come le altre, le abbiamo seguite tutte da Vicenza, che eravamo in 10.000, andando appunto per Padova e passando a Belluno, e adesso siamo a Mestre, ed è il motivo per cui abbiamo deciso come gruppi di minoranza di ospitare la conferenza stampa qui oggi, perché è importante che dal Consiglio regionale diamo un messaggio. L'appuntamento di Mestre cade in una data significativa, a ridosso della Giornata Mondiale della Salute e della Giornata Europea contro la commercializzazione della salute. Se la ricorrenza è internazionale, in Veneto vale ancora di più, secondo Salvatore Liard del Coordinamento Veneto per la Sanità Pubblica, che da tempo ha lanciato l'allarme. Siamo messi male, nel senso che il privato sta approfittando dei vuoti della sanità pubblica per
aumentare i propri profitti con la crescita a dismisura di istituti, centri di sanità privata. Alla Regione, che rivendica impegno e stanziamenti di fondi a favore della sanità pubblica, Elena Ostanel, de Il Veneto che vogliamo, risponde con una considerazione facilmente verificabile. Il metro di paragone è le liste d'attesa, quindi il tema è: ci sono cittadini che chiamano il CUP e non riescono a trovare posto se non l'anno successivo per delle impegnative invece che avrebbero la priorità a 30 giorni, quindi stiamo investendo troppo poco se questo è il dato che ci viene dato dai cittadini. I lavoratori portuali veneziani intanto hanno proclamato lo sciopero a oltranza. Tra le principali richieste un adeguamento salariale atteso, dicono, da parecchi anni. Stamattina abbiamo deciso di fermarci tutti quanti insieme per ottenere delle risposte dal Presidente dell'autorità portuale. Sono 2 anni che manifestiamo e protestiamo per ottenere delle risposte certe. Dallo stato di agitazione allo sciopero a oltranza. I lavoratori del porto di Venezia, riuniti in assemblea, hanno deciso che la misura è colma. Una delegazione si è immediatamente spostata in presidio davanti alla sede dell'autorità di sistema portuale a San Basilio. In primo luogo si chiede un adeguamento salariale, perché le retribuzioni sono ferme da troppo tempo. È difficile la vita di un lavoratore del porto dal punto di vista economico? Ma è difficile perché i costi della vita sono aumentati in maniera spaventosa e le paghe sono rimaste quelle che sono. È da 12 anni che non si adeguano le tariffe e quindi chiediamo una tariffa giusta, congrua con i stipendi dei lavoratori attualmente in vigore. Non ritorneremo al lavoro finché non ci sarà dato quello che ci spetta, dalle tariffe al rinnovo del pool della manodopera, perché siamo stufi dopo tanti anni che stiamo trattando e che qua le cose non vanno avanti. I lavoratori sono preoccupati anche per questioni che riguardano la portualità in generale. Il rinnovo del contratto di categoria, ad esempio, appare ad un punto morto, tanto che sono stati proclamati scioperi anche a livello nazionale. Tutte questioni cui fa da sfondo un contesto geopolitico che genera inevitabilmente uno stato di incertezza diffusa. Abbiamo necessità di concretezza, abbiamo necessità di raggiungere un risultato. 1 anno fa noi abbiamo fatto 3 giorni di sciopero per poter ottenere certezze rispetto alla procedura relativa ai 2 bandi di gara. I 2 bandi di gara non sono ancora stati emessi. Abbiamo troppi elementi ancora, troppe tessere ancora da sistemare in questo scacchiere. Abbiamo la necessità di portare a casa qualcosa, i lavoratori ce lo chiedono. Andiamo in pubblicità e subito dopo non perdetevi l'intervista esclusiva di Lorenzo Maier al cardinale Matteo Maria Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Parlerà delle crisi internazionali, di quanto la Chiesa sta tentando di fare per arrivare ad una tregua, soprattutto nella guerra tra Mosca e Ucraina. Pubblicità e poi torniamo con voi. Oggi in regia Renato Cappoia e Andrea Basso, tra poco l'intervista al Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, il Cardinale Matteo Maria Zuppi, però prima vediamo com'è andata la 3 giorni romana dei cresimati trevigiani, 1500 che hanno avuto un incontro con Papa Francesco. Una grande ovazione da parte dei 1500 cresimati trevigiani in piazza San Pietro ha accolto il saluto a loro rivolto da Papa Francesco. Arrivati a Roma il giorno di Pasquetta, i giovani, accompagnati da catechisti, animatori e dal vescovo di Treviso Michele Tomasi, per il tradizionale pellegrinaggio organizzato dalla diocesi, hanno partecipato all'udienza generale con il Santo Padre. Un momento che ha concluso la 3 giorni di preghiere e momenti di riflessione culminati con l'incontro con il Pontefice. Ogni anno si conferma come un'esperienza molto positiva per i nostri ragazzi, dove scoprono, vivono, sperimentano la Chiesa diocesana e poi quella universale. Il nostro vescovo ci accompagna, si incontra il Papa. Al termine dell'udienza, Monsignor Tomasi, insieme agli altri vescovi presenti, ha salutato il Papa, che ha incontrato poi una rappresentanza dei giovanissimi pellegrini e ha donato loro un rosario. È stato un bell'incontro dove la nostra
Chiesa giovane ha mostrato il suo volto bello, partecipativo, attento e soprattutto allegro. Anche Papa Francesco è stato colpito gioiosamente dal coro dei ragazzi e delle ragazze di Treviso e ha detto che vuole loro bene e io ho assicurato a lui. Il Vescovo di Treviso, Monsignor Michele Tomasi, mancano 3 settimane ormai all'arrivo a Venezia di Papa Francesco, tutto è pronto. Lorenzo Maier aveva su questo intervistato il patriarca di Venezia, Francesco Moraglia, ma ci sono scenari terribili che condizionano anche la Chiesa, che vedono la Chiesa proprio intervenire direttamente per cercare di arrivare una tregua, e quindi sentiamo su questo ed altro l'intervista esclusiva di Lorenzo Maier al presidente della Conferenza Episcopale Italiana, il cardinale e arcivescovo di Bologna, Matteo Maria Zuppi. Grazie per essere con noi, cardinale Matteo Maria Zuppi. È tra l'altro la seconda volta che interviene, perché è stato già ospite via Skype a una trasmissione di Antena 3 con anche Andrea Ferrazzi. Lo ringraziamo veramente. Grazie a voi dell'attenzione. La prima domanda che volevo chiedere è questa, Eminenza. Lei è il mediatore che Papa Francesco ha voluto per seguire anche un po' la pace in Ucraina, questa trattativa di pace. A che punto siamo adesso che la situazione è comunque molto critica, ancora almeno da quello che si vede? Dunque, forse faccio un chiarimento, che è questo. La missione ovviamente spera anche l'auspicio è quello di arrivare al negoziato, di arrivare alla pace. Ma la preoccupazione del Papa era fare tutto quello che può servire per la pace. E oggi le autorità ucraine hanno detto oggi quando sono stato in questi mesi, che quello che poteva favorire più di tutti era l'aspetto umanitario, e quindi in particolare il ricongiungimento dei minori che sono nella Russia e che hanno genitori o parenti ucraini. E quindi aiutare il ritorno nelle loro famiglie d'origine. Questo è stato il principale impegno, e poi certamente quello di spingere il più possibile perché si trovi una composizione che garantisca i diritti, che garantisca una pace giusta, ma non con le armi, con il dialogo. E direi che questo auspicio resta sicuramente nella preoccupazione del Papa, e credo che sia indispensabile fare di tutto perché si possa avviare, come ha detto molte volte il Papa, un negoziato. Sono stati fatti passi in avanti secondo lei? No, direi che il conflitto porta a una soluzione militare, cioè per gli ucraini di rimandare i russi al di là della frontiera, i russi di occupare le 2 province e di continuare questa operazione, no? che hanno iniziato 2 anni fa. No, purtroppo ancora no. E bisogna fare di tutto, credo, perché si possano aprire degli spazi per un dialogo serio, ovviamente, che non sia... Il dialogo non è cedevolezza, il negoziato non è cedevolezza. Francesco ha detto che è il coraggio di negoziare e di ottenere lo stesso risultato che si pensa di ottenere, si è costretti anche che gli ucraini non avrebbero mai fatto la guerra se non fossero stati invasi, no? Ma dobbiamo pensare che ci possa essere, e questo richiede anche un ruolo della comunità internazionale, perché devono dare le garanzie alle parti, in particolare ovviamente appunto all'Ucraina, di ottenere quello che loro ritengono giusto, è giusto.
Ecco, c'è poi un legame un po' tra la terra veneziana, perché è diocesi di Chioggia, ma la terra veneziana e la chiesa di Bologna per la figura di Don Olinto Marella. Se ci può dire un pensiero su questo, su Don Olinto. Una grande figura, un uomo che quando era a Chioggia aveva aperto delle scuole per i bambini, per i ragazzi che non potevano studiare, una vocazione di prete e di educatore, che fu sospeso dalla Santa Sede, ha accettato qualcosa che per lui era ingiusto, ma per obbedienza, e poi è ritornato riammesso nella piena comunione e nel suo ministero, ha esercitato un ruolo importantissimo di carità. Era davvero il santo della carità, conosciuto da tutto Bologna, e coinvolgeva tutta Bologna nell'assistenza agli orfani, ai bambini, ai quelli più esposti nel dopoguerra, perché più fragili. Quindi è davvero una grande figura, e quando sono stato a Chioggia e ho visitato i luoghi dove lui aveva con la sua famiglia avviato questo doposcuola, diremmo noi, questo centro educativo per i minori, ho capito anche come fosse una radice profonda di cristianesimo sociale. Ma il cristianesimo è sociale, e che non vuol dire che non è spirituale, proprio perché è spirituale è anche sociale. Ecco, lei è uno dei più stretti collaboratori di Papa Francesco. Allora mi permetto di chiedere come sta il Papa, visto che è parso un po' affaticato anche alle celebrazioni del Papa. C'è una cosa che non nasconde la sua condizione, molto diretto, quando sta male lo dice, comunica, deve andare a fare un'analisi all'isola di Berina, lo dice a tutti. Quindi credo che le notizie assolutamente corrispondono alla realtà, quindi è un uomo che ha 88-77 anni e quindi deve riguardarsi, direi questo, quindi direi bene compatibilmente alle difficoltà che ha avuto. E la Chiesa italiana che sfide ha davanti secondo lei adesso? Tante, ovviamente tante, che è sempre quella grande sfida di comunicare il Vangelo ad una generazione che non lo sente più vicino, o che vive seguendo delle altre ricerche. In 10 anni il numero dei non credenti è raddoppiato e il numero dei praticanti è dimezzato. E quindi questa è la prima grande sfida. Questo che cos'è che ci chiede? Di essere cristiani, di essere noi stessi, di essere comunità. La grande sfida sono quelle che attraversano la nostra generazione, la sfida della solitudine, la sfida della speranza, la sfida di tante ingiustizie e di tanta povertà, la sfida di essere una Chiesa che mette in pratica le indicazioni del Concilio, che coinvolge pienamente i laici, ma Chiesa che vive e annuncia la presenza di Cristo oggi in mezzo agli uomini. Ecco, 2 temi un po' che hanno caratterizzato il dibattito anche sui quotidiani sono la sua posizione riguardo al fine vita, qual è la posizione dei vescovi? Questa legge di cui si è... Quella di sempre, poi i vescovi danno i principi, i politici devono, chi vuole, chi ritiene che quei principi, chi è cristiano, cattolico, poi deve tradurli
con la necessaria, indispensabile laicità, ma non può tradire quei principi, soprattutto se è cattolico. E sul fine vita non dobbiamo pensare di dire tutto, dobbiamo dare appunto dei principi. Ci sono dei principi che orientino le scelte che già si fanno. Ecco. C'è il problema della dignità della persona, c'è il problema della scelta della persona, c'è il problema delle cure palliative, cioè togliere il dolore per poter scegliere, ma io devo sapere che sarò curato e sarà combattuto il dolore con le cure palliative. E c'è la scelta delle date, delle disposizioni che io voglio, che io indico per i periodi ultimi della mia vita. Ecco, penso che queste sono le preoccupazioni, si scontrano con la domanda di eutanasia, accompagnare e garantire un fine vita pieno di dignità e senza dolore è totalmente altra cosa rispetto al togliere la vita. Ecco, invece in Veneto si sta dibattendo molto sulla questione dell'autonomia del Veneto e in generale dell'autonomia regionale. Qual è la posizione? Che sarebbe impensabile che tutte le regioni scegliessero ognuna a seconda dell'orientamento come fare per affrontare il fine vita. No, così, io intendevo un altro tema dell'autonomia amministrativa. Scusi, su questo bisogna innanzitutto capire di che cosa stiamo parlando. C'è molta preoccupazione, come sappiamo, c'è un principio di solidarietà che è quello su cui si basa il nostro Paese, di unità anche, quindi è una delle grandi forze del nostro Paese, l'autonomia, ma allo stesso tempo una capacità di visione unitaria. C'è quindi molto timore, soprattutto da parte delle regioni del sud, che questo si metta in discussione la solidarietà tra le regioni. Bisogna vedere poi appunto l'iter e che cosa poi quali saranno le proposte. Certamente la Chiesa già, e soprattutto le chiese e i vescovi del Sud hanno già manifestato in maniera molto forte la loro preoccupazione al riguardo. Cosa vuol dire concretamente essere presidente della Conferenza Episcopale Italiana? Cioè che impegni le dà? Concretamente vuol dire gli incontri del Consiglio permanente, che potremmo dire un po' diciamo parlamentino, che è il luogo più importante perché dei rappresentanti dei vescovi eletti dai vescovi stessi, quindi anche con rappresentativo anche in questo senso, e poi l'Assemblea Generale della CEI, che in genere si tiene a maggio, altro momento davvero importante. E in più ci sono alcuni incontri di presidenza che devono appunto preparare questi. Noi stiamo vivendo il cammino sinodale, ecco, per cui che è un cammino molto importante, anche questo voluto da Papa Francesco, perché la Chiesa si rimettesse in cammino e si interrogasse su come camminare insieme. E che risposte ci sono? Sono molto aperte, e poi tra l'altro dobbiamo, il nostro cammino sinodale della Chiesa italiana, andare in parallelo con il sinodo generale sulla sinodalità, quindi direi che c'è anche un avanzare contestualmente, che non può anche non tenere presente la discussione per tutta la Chiesa. Ma credo che offrirà delle risposte a tante domande di carattere anche pratico, l'amministrazione, i beni della Chiesa, l'utilizzo dei beni della Chiesa e soprattutto ecclesiale, come camminare insieme, come preti e laici camminano insieme e come arrivare a una Chiesa sinodale, cioè una Chiesa in cui tutti sono coinvolti, non è c'è qualcuno, poi però nei diversi ministeri.
Questo cammino poi approderà a maggio con il Sinodo, a cui sarà presente anche il Papa, ci sarà credo anche lei. Come state preparando questo momento? Direi con molta responsabilità, cercando di guardare al futuro e di scegliere la forma di Chiesa verso che aiuti le comunità a essere dentro il territorio, preti e laici, consacrati, tanti compagni di strada che debbono trovare delle comunità vive, aperte, accoglienti e soprattutto devono trovare la presenza del Vangelo, la presenza di Cristo. Ecco, come si può al giorno d'oggi testimoniare il Vangelo in un mondo che sembra andare nella direzione opposta del Vangelo? Vivendolo anzitutto. La prima grande scelta in realtà è sempre quella di viverlo e poi di comunicarlo con la vita, ma anche con la testimonianza, ma anche con le parole, con gli insegnamenti, con la formazione. Ecco, e un'altra cosa che volevo chiederle è un legame che c'è tra Bologna e Venezia nella figura del patriarca Marco, cioè che ha conosciuto, se poteva dare un pensiero su questo grande Una pastore. grande memoria, pochissimi anni, perché credo sia stato a Bologna soltanto 6 anni, ma intensissimi, e ha lasciato un'impronta soprattutto di una chiesa ministeriale. A Bologna se abbiamo tanti ministri accoliti ai elettori, è grazie proprio al Monsignor C'è e poi Cardinale. Quindi direi ha lasciato un'impronta molto forte anche con i preti, ha avuto una generazione di preti che è cresciuta con lui e che ha imparato una dimensione pastorale proprio attraverso le sue parole e i suoi insegnamenti. L'arcivescovado di Bologna oggi come sta nella chiesa di Bologna? Ma direi come un po' tutta la chiesa, quindi che deve cambiare perché semplicemente non so perché non abbiamo più tanti preti come perché ogni prete ogni parrocchia avesse un prete, ma io sento anche tanto desiderio di costruire, di vivere il Vangelo, di rispondere alla domanda della propria vita, del proprio futuro con il Vangelo. Quindi direi tanti problemi, ma anche vedo tanta passione, tanta speranza per il futuro. Ecco, Papa Francesco nei suoi documenti si è molto spesso dedicato al rispetto alla cura del creato. Cosa pensa? La cura del creato è una delle dimensioni importanti, ma qualcuno si lamenta perché dice ma in fondo invece di curare le creature curiamo il creato, invece di formare le creature parliamo di qualcosa che non è immediatamente quindi legale, spirituale, perché poi il problema del creato c'è un aspetto molto, molto concreto, molto puntuale. Ma è sempre una preoccupazione spirituale, perché la preoccupazione che muove Papa Francesco e la Chiesa è quella di difendere la persona. E se il creato si ribella o lo distruggiamo, è chiaro che in realtà distruggiamo anche la persona o distruggiamo le relazioni tra le persone. Per cui chi difende il creato per difendere la persona, il dono di Dio che è ciascuno. Ecco, se ci può dire un pensiero sul suo motto episcopale. Il motto episcopale nasce da una consapevolezza che la gioia è del Signore, la gioia di essere Suoi, e la gioia del Signore che noi siamo Suoi, la gioia che viene dalla beatitudine, no? La beatitudine è la gioia che sperimentiamo,
è la nostra forza, non abbiamo altra forza che questa. Qualche volta ci siamo, come sempre diceva Francesco, dei cristiani troppo tristi, e quindi invece dobbiamo ricordarci che il Vangelo è una buona notizia, e se davanti alle buone notizie restiamo direbbe sempre lui, con la faccia da funerale, con la Quaresima senza Pasqua, non è che siamo molto convincenti, c'è qualcosa che non va. Ci può dare un pensiero di Pasqua, visto che siamo ancora in... La Pasqua significa che la morte non vince, che la violenza e la guerra non vincono, significa anche la forza dell'amore, ma significa anche un amore donato. Quindi non è che io do l'amore se ricevo, dono l'amore. La scelta è una delle spiegazioni di perché 3 giorni. È stata una bambina che me l'ha chiesto, dice, ma un colloquio, domande alla televisione, dice, ma perché è stato 3 giorni? E allora sì, certo, può essere anche la spiegazione della tradizione ebraica, della morte, no? Ma in realtà è proprio il mistero, peraltro, no? Ma dell'attesa. Cioè ci aiuta anche a capire che noi dobbiamo gettare il seme, che il seme ha bisogno di tempo per crescere, non è che cresce, è l'oggetto perché so che cresce, l'oggetto perché vedo che cresce, l'oggetto perché so che comunque cresce il seme. Ma richiede anche l'attesa. Noi purtroppo siamo impazienti, non sappiamo aspettare, vogliamo vedere subito i risultati, mentre invece l'amore ha sempre bisogno di perdersi per trovarsi. Parlando dei suoi confratelli vescovi, con il nostro patriarca Moraglia vi sentite spesso? Sicuramente perlomeno 3 volte l'anno, perché fa parte appunto del Consiglio permanente, e poi se ci sono delle altre situazioni senza problemi abbiamo un ottimo rapporto, come deve essere tra confratelli e tra cristiani e tra confratelli. E poi adesso appunto per Verona e per la visita pastorale del Papa a Venezia immagino che forse vi sarete sentiti. No, queste cose sono anche, giustamente si vedono con la Santa Sede, con la Prefettura, con i vescovi della regione, e quello casomai di più. Però insomma, ci abbiamo parlato di questo, appunto, il Consiglio permanente è anche un'ottima occasione di comunione fra i confratelli. Perfetto, e un'ultimissima cosa che non posso non finire chiedendole un pensiero su Don Giovanni Nicolini. Dunque, sulla Pasqua, quindi, non ho risposto fino a rispondere, la speranza vince, ma c'è bisogno di tempo e c'è bisogno di donare, c'è bisogno di essere di speranza quando sembra che non ci sia niente. Don Giovanni Nicolini è un grande uomo di speranza, ha sempre guardato con la convinzione che il Vangelo rendeva bella la vita e che bisognava ascoltarlo, quindi il rigore della parola di Dio, dell'ascolto della parola di Dio, ma con i fratelli, quindi le famiglie della visitazione, e con l'attenzione ai poveri. Quando venne Papa Francesco a visita pastorale a Bologna ci lasciò le 3 P, pane, parola, poveri. Credo che Don Giovanni Nicolini ha incarnato molto queste 3 dimensioni, queste 3 P, a cui aggiungerei quello che le unisce, che è la comunione, la famiglia, l'essere famiglia con il Signore tra di noi. Fa un saluto ai nostri telespettatori di Antena 3 Media Nord-Est e abbiamo concluso. Un saluto nel tempo di Pasqua di tanta luce che si scontra con tante tenebre, e quel po' di luce che tutti abbiamo ricevuto in questa Pasqua, teniamolo in alto, mostriamo, diventando uomini di pace nella preghiera e nel nostro atteggiamento verso il prossimo. Grazie mille. Grazie. Grazie. Grazie.
Davvero molto intensa, di grande spessore, l'intervista esclusiva di Lorenzo Maier al cardinale e arcivescovo di Bologna Matteo Maria Zuppi, presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Vediamo adesso in chiusura la Biennale 2024 con l'arte e la cultura, il Padiglione Venezia, che per l'appunto verrà visitato anche da Papa Francesco durante la sua visita. Il nostro padiglione è una casa quest'anno veramente rinnovata e abitata, perché l'idea che abbiamo pensato quando ci è stato proposto questo tema appunto di stranieri ovunque, per me è stato proprio il capire invece che cosa vuol dire casa. Una casa per gli artisti, una casa per chi la cerca, perché è costretto suo malgrado a trovare riparo da quella d'origine. Sestante domestico è il titolo dell'esposizione del Padiglione Venezia in occasione della 60ª Mostra Internazionale d'Arte della Biennale, in programma dal prossimo aprile fino al 24 novembre. Perciò volevo esplorare quella emozione che avevo provato proprio in quel momento con il Papa e con le sue parole. E l'idea è quella di capire che cos'è per ognuno di noi casa, ma a livello affettivo, una dimensione differente, non geografica, non politica. Tra le opere in esposizione anche quelle dell'artista di Sarajevo Safezek, nel 1992, con lo scoppio della guerra, costretto a lasciare il proprio paese, la Bosnia-Herzegovina, e a rifugiarsi in Italia con tutta la sua famiglia. Prima a Udine, poi a Venezia, che diventerà la sua nuova casa, e qui che si ricostruirà una vita e una nuova attività. Alla fine ho scelto Venezia perché essere circondato in un certo momento da 5-6 lingue, vedere le facce, bocche aperte, guardano questa meraviglia, sono felici. Questa è posso dire, veramente unica città al mondo dove qualcuno viene a essere felice. Nell'alternanza di poesia e pittura, lo stupore e la gioia di Safezek nel racconto della sua Venezia ci ricorda di ricordarci del valore di tutti i valori, la pace nello scorrere dei diversi luoghi, nelle diverse stagioni e ore del nostro tempo, all'interno della nostra casa. Servizio di Anna Maria Parisi, ed è tutto per oggi. Grazie per aver scelto Focus TG. Siamo qui tutti i giorni dal lunedì al sabato a mezzogiorno in punto. Grazie ai registi Renato Capoia. Con Renato Capoia c'è anche Andrea Basso. Ci vediamo stasera a Focus alle 21:15. Tanti temi sul tappeto, gli ospiti, i vostri interventi, quindi ci vediamo, se lo vorrete, alla solita ora. Buona giornata.